Da valorizzare, visto l'anniversario, da valorizzare in un contesto anche identitario, visto e considerato che stiamo parlando di Prima Guerra Mondiale, 100 anni dalla fine della Grande Guerra e il contesto che è quello veneto, che ha dato purtroppo ospitalità allo scenario di guerra e guerre importanti. Ricordo che la Prima Guerra Mondiale nei teatri di guerra sono morti circa 17 milioni di cittadini, tra i quali 9 milioni di civili, e per quanto riguarda l'Italia 1.250.000 morti, dei quali 650.000 soldati. Sul Monte Grappa sono sepolte 23.000 persone e purtroppo solo 3.000 hanno un nome e 20.000 no. Monte Grappa, tu sei la mia patria, sopra te il nostro sole. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, appoggia l'iniziativa di Rete Veneta per il 24 agosto. Nell'anno dei 100 anni della fine del conflitto mondiale e un secolo dopo la prima esecuzione ufficiale dell'inno del Grappa, la nostra emittente vuole rendere il dovuto omaggio non a una canzone fine a se stessa, ma al senso che essa ha sempre ricoperto, alla forza che ha sempre dato il suo testo e a chi la cantava e a chi la stava ascoltando. Composto nel 1918 dal generale Emilio De Bono. Il testo trae spunto da una scritta anonima apparsa sui muri di una casa della Val Cismon, territorio occupato dagli austriaci. Una frase letta su un edificio distrutto dal nemico che voleva far trionfare l'amor di patria dei nostri uomini. La prima esecuzione ufficiosa a Villa Imperiale a Galliera. Prima ufficiale davanti a re Vittorio Emanuele III a Villa Dolfin Boldù a Rosà, appunto il 24 agosto 1918. Fu un momento emozionante e di estrema commozione. Rete Veneta invita tutti il prossimo 24 agosto alle 21 a fermarsi e a cantare la canzone del Grappa davanti all'oratorio, al bar, in piazza, ovunque voi siate. Fermatevi e intonate questi versi per ricreare quel senso di coralità patriottica che ha distinto i nostri soldati. Alla nostra iniziativa hanno già aderito diversi enti e associazioni, dai comuni di Borso e Romano alla Proloco di Rossano, alla scuola allievi ufficiali alpini di Aosta, ora anche il governatore Luca Zaia. Unitevi anche voi, insieme facciamo arrivare sulla cima del Monte Sacro alla patria, tra gli spiriti dei soldati morti per la nostra libertà, il suono della canzone del Grappa.